Allora, siamo qui con l'amico Giorgio Varisco di Rifondazione Comunista e Giorgio vuole fare una precisazione. Abbiamo visto praticamente che qualche giorno fa in Regione c'è stato un emendamento che ha stanziato, votato da ampia maggioranza, mi sembra all'unanimità, sì. Con il quale vengono stanziati 400.000 euro in favore delle famiglie dei pescatori. Su questo emendamento mi sembra che c'è una piccola polemica sui padri fondatori, diciamo. Mettiamola così. Sì, ma non direi una polemica, direi che bisogna, come ho scritto anche nella mia pagina Facebook, dire pane al pane e vino al vino. Cioè, questa mattina ho letto nella Nuova Venezia che grazie al consigliere regionale del PD Lucio Tiosso, in cui poi un secondo tempo ci sarebbe aggregato anche il consigliere Tesserini, ha fatto questo emendamento che ha portato appunto a questo contributo di 400.000 euro ai pescatori lagunari in crisi. Una precisazione: l'emendamento è stato proposto dal consigliere Petenò di Rifondazione Comunista, gruppo Federazione della Sinistra Veneta, e poi in secondo tempo in sede di dibattito si sono aggregati prima Lucio Tiosso e secondo tempo Tesserini, e poi naturalmente è stato votato a larga maggioranza. Non è per avere primogeniture, però visto che il giornalista della Nuova Venezia aveva espresso con enfasi, grazie al suggerimento di una consigliera comunale del PD, aveva dato con enfasi il fatto che fosse stato Lucio Tiosso. Io credo che vada rispettato insomma, l'opera di tutti i consiglieri regionali, in questo caso del consigliere Petenò del gruppo della Rifondazione Comunista. Nessuna polemica, una precisazione che è giusto fare. Ok, grazie Giorgio. Prego.